Questa è la storia di un paese e della sua fabbrica, entrambi affacciati sul mare, che dopo 100 anni si separano. Questo grande hangar venne costruito tra il 1917 e il 1918 durante la Prima Guerra Mondiale. L'appiaggio proveniva dalle costruzioni ferroviarie, ma la guerra aveva imposto un nuovo tipo di produzione. In questi spazi cominciarono così ad essere costruiti su licenza alcuni idrovolanti FBA e i bombardieri Caproni. Per rendersi conto dell'importanza del nuovo mercato rappresentato dalla produzione aeronautiche, basti pensare che l'Italia entrò nel conflitto con 80 aerei e lo concluse dopo averne prodotti oltre 12.000. Sono entrato nella Piaggio nel 2008, 5 anni fa, sono entrato, ora lavoro nel reparto attrezzatura. Quando ho fatto una domanda, che l'ho fatta nel 2004, poi non so come mai, è andata a finire nel dimenticatoio, diciamo. Poi sono venuto a scoprire che un mio omonimo, che non era uno stinco di santo, aveva combinato qualche casino e pensavo che fosse io. E allora, indagando attraverso un mio amico che lavora qua dentro, e abbiamo scoperto che c'era stato solo disguido. Allora hanno rimediato subito, mi hanno chiamato per i primi colloqui, nel giro di 2 settimane sono entrato. Quando sono entrato mi ho messo subito in un reparto del Falcon, poi dopo 2 anni sono passato nel reparto dei serbatori del 180 e poi sono passato nel reparto attrezzatura dove mi trovo attualmente. In questo paese si parla di veline, si parla di scandali, si parla di giustizia, si parla di qualsiasi cosa. Il problema vero di questo paese è il lavoro, nessuno parla del lavoro e di chi fa il lavoro, nessuno parla in questo paese di chi produce ricchezza. La ricchezza la produce il lavoro, non la producono né le veline, né i centri commerciali, né tutte queste cose. La produciamo noi che prendiamo questa cosa e la trasformiamo in qualcosa che vola. Sicuramente se noi fossimo stati una fabbrica che produceva pentole, probabilmente a quest'ora saremmo già chiusi da 20 anni. Però noi abbiamo sempre fatto aerei, quindi per fare lavoro, siccome facciamo aerei, gli aerei sono una cosa particolare e le macchine sono quelle a volte che non sono adeguate, ci devi mettere ancora di più di te stesso. Che siamo? Buongiorno. Good morning. A chi non ci credeva e a chi c'è sempre creduto. Quello che secondo me comincia oggi è praticamente oggi, nell'Italia di oggi, ha un che di miracoloso. Ed è per questo che chiediamo la benedizione su quel che di miracoloso che qui avviene, perché inaugurare uno stabilimento nuovo, allo stato dell'arte, come diceva l'ingegner Ferrari, dove la qualità del lavoro viene prima di tutto e dove la quantità di lavoro ci auspichiamo sia all'altezza della qualità del lavoro stesso, è una cosa che si sente poco, che non so se farà notizia, ma per noi deve essere motivo di grande orgoglio. Una struttura qua vicino al mare, un'industria vicino al mare non sta molto bene. Bisogna vedere cosa mettono a posto della Piaggio anche. Sicuramente metteranno un centro commerciale.
Mio figlio è andato in pensione adesso, però c'è mio nipote che cerca lavoro a 22 anni e lì che guarda per l'aria, non si sa dove andare. Ma perché c'è in programma che venga spostata, quindi capisco giusto? Non ho tempo. No, io non posso dire che sono felice che la Piaggio vada via, perché comunque magari qua ci fanno una schifezza come tante altre schifezze che ci hanno fatto e non sono felice, però voglio dire, se ci facessero qualcosa di intelligente potrebbe essere una soluzione. Oh, io guardi, non so neanche volare. Sono 60 anni che dicono che va via, ma sono ancora lì. La mia paura è che comunque di mezzi non mettano meno operai, che non ce l'abbiamo proprio bisogno, ma anzi che vengano assunti. La Piaggio praticamente è uno screen che contiene una parte della storia dell'aeronautica, non solo del finalese, ma di tutta l'Italia. Particolarmente importante è la delibera del Consiglio Comunale di Finalmarina del 7 gennaio 1906, dove si legge che per le difficili condizioni in cui da parecchi anni si svolge l'industria della pesca, si è determinata nel nostro comune una fortissima corrente di emigrazione. Ed è proprio per contrastare il fenomeno migratorio che l'amministrazione comunale di Finalmarina decide di concedere una parte del territorio in favore di una società che potesse garantire una nuova possibilità di lavoro. Curioso che fra le tante imprese che risposero al comune di Finalmarina ci fosse anche la Daimler, che avrebbe voluto costruire nello stabilimento industriale automobili e autocarri. Sono entrato alla Piaggio 26 anni fa, 1987, il giorno dopo il congedo militare, in una fabbrica che stava vivendo una rivoluzione tecnologica dove le macchine tradizionali venivano man mano rimpiazzate dalle macchine automatiche a controllo numerico. Indubbiamente la passione che mi ha portato a fare questo lavoro è una passione per tutto ciò che è tecnologico, per tutto ciò che ha una qualche attinenza appunto alla tecnologia che ho da quando ero bambino. Amavo sicuramente più smontare, distruggere i giocattoli che giocarci, perché avevo comunque la curiosità morbosa di capire come erano fatti più da dentro che da fuori. E anche le macchine hanno una storia, effettivamente. In questi 26 anni ho visto cambiare il mondo da questo punto di vista. E oggi le macchine sono complesse, sono piene di elettronica digitale, è cambiato il modo in cui vengono gestite, è cambiato il modo in cui si riparano, è cambiato il modo in cui si usano. A volte quando si va a mettere le mani, a aprire determinati organi particolarmente delicati, si ha quasi l'impressione di profanare un corpo umano, tale è la complessità. E noi sì, per nostra mansione dobbiamo comunque addentrarci in questa complessità, dobbiamo aprirla e dobbiamo sviscerare i problemi, e a volte la ricerca del problema porta quasi a una ricerca del malanno, sembra quasi di non inseguire un semplice guasto.
però diciamo che è nato penso come sfida tra i vari rioni dei bianchi e dei neri chi faceva il falò più grande. Penso che abbia un che di storico legato all'inizio del ciclo dell'estate e sanciva il vero inizio dell'estate, perché mi ricordo che a noi ragazzini era vietato dai nostri genitori fare il bagno prima del giorno di San Pietro, cioè guai se ti vedevano che facevi il bagno, cosa che non voleva dire che non lo facessimo, è che lo facevamo di nascosto e forse era ancora più bello. Sentito parlare di questa Piaggio perché i miei due nonni, uno addirittura dei miei nonni è stato uno dei primi 30 che sono stati assunti quando è stata costruita questa fabbrica, e l'altro mio nonno, anche lui è andato in pensione dopo 35 anni di attività ininterrotta qua dentro. Mio padre per 20 anni ha lavorato qua, alcuni miei zii, cugini, e quindi per me la Piaggio ne ho sempre sentito parlare in casa. La peculiarità di questa fabbrica, che è costruita nel tempo, ha assunto una fisionomia quasi di città, con le sue strade, le sue stradine, i suoi slarghi, i suoi caruggi, dai quali io a volte mi trovo, così mio malgrado, forse dettato da una nostalgia inconscia, a fare una deviazione per andare a vedere, diciamo, le finestre della casa, perché la vecchia casa dei miei nonni era costruita proprio a fianco della Piaggio. Sono entrato a far parte di questa famiglia grazie a una mia curiosità, quella di riuscire a capire come si costruiva un aereo, e allora ho capito come è possibile che un pezzo piccolo, che può essere una cosa, dico stupida, una cosa di 10 cm, può essere importante come una parte dell'aereo, che può essere il timone o un'ala, e vederlo assemblato e capire che poi questa cosa può volare. E quando senti magari un rumore sordo venire da lontano, lo capisci subito che in questo caso è un P180, dici cavolo, anzi dici cazzo, dici cioè è merito mio, è merito anche mio se quell'aereo vola. Hearts are closing, never run away. Side by side, we choose another way. You're running from the past, scares is not less. I'm not so fast to love you in the cab. We make another crash and stories nonetheless. If you stay with me, I'm sure it's all again. Hey! La fine della Prima Guerra Mondiale mandò in crisi l'industria aeronautica. Molte fabbriche fallirono, ma la Piaggio continuò a credere nello sviluppo del mezzo aereo, come dimostrano il gran numero di prototipi che la fabbrica continuò a produrre e anche gli investimenti che fece sullo sviluppo del mercato civile. Si stava aprendo un'epoca in cui l'aviazione avrebbe conosciuto un enorme sviluppo. Intanto in Italia era alle porte l'epoca fascista.
All'officina di un tempo si sono sostituite fabbriche che portano gli autorevoli nomi di Fiat, Caproni, Macchi, Ansaldo, Breda, SIAI, Piaggio. I biciclettai dell'epoca pionieristica, un ricordo appena di ieri eppure già tanto lontano, hanno ceduto il posto a costruttori ed inventori decisamente all'avanguardia, in campo internazionale, del progresso aeronautico. Quando sono entrato io alla Piaggio avevo 11 anni, perché mi davano 11 centesimi l'ora. Ho preso la quindicina o il mese che fosse, avevo preso, io non so, 10, 12, 15 lire. Vabbè, quando sono entrato è come se fossi entrato al buio. Siamo entrato quella mattina lì, una decina di ragazzi, e ci hanno sparpagliato per i vari reparti, senza nessun indirizzo perché non avevamo nessuna preparazione. Dato che eravamo a lavorare sotto l'ala di un aereo, ebbene, i ribattitori che lavoravano lì sulle scalette gli cadeva dei chiodi, e quando non sapevano cosa farci fare dicevano: va a posti ciodi lì, ti dico che ne sanno giù. C'erano i capannoni con le tegole e basta. Tanto basta che certe volte trovavamo nei banchi di lavoro lì dove ci sono le morse, le attrezzature, le piccole attrezzature coperte di neve. Da noi è tradizione, non so se è dappertutto così, che non bastano le assemblee, quelli sono i momenti finali spesso delle discussioni. Dobbiamo prima raccogliere tra le persone i commenti e le loro idee. E passiamo tra le persone nei reparti e negli uffici. Questo percorrere i reparti e gli uffici e quindi iniziare dal mare, arrivare sino su in montagna, per scherzo fra di noi la chiamiamo la pastorale. Ovviamente quando poi tu ti devi rapportare sia con l'azienda che col lavoratore, all'azienda non gli devi spiegare niente perché loro lo sanno perfettamente quello che dove devono arrivare, dove vorrebbero. Il problema sta a far capire al lavoratore che lui ha un ruolo molto importante qua dentro, no? Quasi fargli capire che al di là del suo lavoro e dello stipendio a fine mese, per lui è quasi una missione, è una cosa di crescita, il fatto che impara un mestiere, soprattutto in un'azienda come la nostra, che voglio dire, noi facciamo un prodotto che voglio dire importante, di nicchia. Questa Galleria del Vento, realizzata tra la fine degli anni 20 e il 1933, evidenzia la vitalità della fabbrica, che fu l'unica a dotarsi di questo strumento. Sono gli anni in cui il fascismo investirà molto in termini di propaganda sull'aviazione, e ne sono esempio le grandi trasvolate atlantiche che saranno condotte dal 1930 al 1933. La Piaggio sta tutta dentro questa epopea, infatti fu l'unica ditta a saper realizzare 8 prototipi metallici dell'S-55, cioè del velivolo che fu protagonista delle trasvolate atlantiche. Curiosamente, anche uno dei principali aviatori protagonisti di quelle imprese, il generale Stefano Cagna, era un finalese. Se la precedente trasvolata dell'Atlantico del Sud, Orbetello-Rio de Janeiro, effettuata nel 1930 dallo stesso Balbo con 12 S-55, aveva costituito un'impresa sensazionale, questa seconda crociera appare addirittura follia. Balbo e i suoi 99 gregari hanno appena lasciato l'Islanda, che ecco venire loro contro le temute ire dell'Atlantico. Inghiottiti dalla nebbia, piombati in un buio improvviso, sbattuti dal vento, martellati dalla pioggia, gli equipaggi non hanno che la radio di bordo per cercarsi e sentirsi l'un l'altro vicini. Finalmente il sole, rischiando istante per istante di perdersi tra le nubi, di cozzare tra loro o di precipitare in mare vinti dalla tempesta, questi uomini dai nervi d'acciaio hanno volato alla cieca per oltre 10 lunghe ore ai margini della calotta polare. Il 19 luglio la formazione italiana si presenta compatta sopra i cieli di Manhattan, nella fantasmagorica architettura del cielo di New York. A Broadway il trionfo.
Non si era mai visto niente di simile dal giorno in cui erano stati accolti i reduci della Prima Guerra Mondiale. Alte, rauche dal gran gridare, voci dal suono familiare si impongono sull'assordante trambusto della gente in delirio. Per il sistema totalitario fascista, che affondava le sue radici nel consenso di massa, queste operazioni, e soprattutto queste operazioni condotte in massa, avevano un profondo significato di marketing in un certo senso. Era un modello di esportazione del fascismo nel mondo. Tacchiamo perché chi poi? Forza, date inizio alle feste. Sto sperperando gli aumenti degli ultimi 30 anni. Si mi abbraccia. È abbastanza sincero. Non vorrei dire, ma battono le mani anche ai funerali ultimamente, quindi non esageremo. Fa così, ma è la polvere. Bravo Vittorio! Amico Marino. Beh, mi fa piacere che siete venuti in abbastanza, tanti sarebbe magari eccessivo, però un po' ci siete. Allora, dovrei dire che qua ci ho passato quasi tutta la mia vita, perlomeno facendo un calcolo di ore, minuti e cose, ci ho passato tantissimo tempo, più che con qualsiasi altra persona cara, mia moglie, mia madre, i miei figli, con chiunque. Io chiudo un ciclo, ma solo io. Per voi continua, speriamo che duri ancora un sacco di anni. Spero di venirvi a trovare a Villanova. Sono particolarmente contento per quelli di finale che scendevano e in 10 minuti erano a piedi. Quindi è ora che anche loro cominciano a fare delle belle passeggiate. Vieni Matteo, vieni, che tanto ormai siamo alle torte in faccia. In questo momento. Adesso pigimi un po' un micrometro. Ufficialmente passo le consegne a quello che viene dopo di me. Ti do il micrometro, che è il segno di riconoscimento di tutti i rettificatori. Che non ero capace neanche a usarlo. Che non ero... non lo conoscevo neanche. Adesso te lo passo. E lo facciamo emozionare un po' il mio amico Domenico perché siamo entrati insieme, è un carissimo amico. Lui ha fatto carriera qua dentro, non come me, però non fa niente. Questa processione, dopo interminabili discussioni pre-evento, quindi tutte queste piccole sottigliezze tra i due rioni, c'è di bello che la sera del 29 ci si ritrova tutti sotto la cassa a faticare, però uniti proprio perché è un fattore legante. Diciamo che quello che è il dietro le quinte della processione di San Pietro non è inenarrabile, però non è neanche raro che durante il trasporto della cassa capita che, visto che comunque pesa svariati chili e tendenzialmente si è 8 persone, quindi sono circa 75-80 kg che uno ha sulle spalle,
e non è raro che qualche sacramento possa scappare, insomma, ed è ammesso, diciamo che fa parte del folklore. Come tutti gli anni, alla fine poi la fatica non la senti neanche. L'aspettiamo tutto l'anno questa festa, la festa dei finalesi. Ma torna a travagliare, non fa niente, viene ben parecchio. Alla piaggia a lavorare. La mamma Piaggio chiama. 10 giugno 1940. È scoccata anche per l'Italia l'ora zero. Alcuni precisi dati statistici illustrano chiaramente e drammaticamente le condizioni in cui l'aeronautica italiana si vedrà costretta ad agire. Velivoli prodotti durante il periodo bellico. Germania 125.000, Russia 100.000, Inghilterra 125.000, Stati Uniti 301.000, Italia 13.253. Qua dopo l'8 settembre è cambiato il mondo. Sono arrivati i tedeschi e ha messo le mine. Qua ce n'era 4 file intercalate e c'era tutti i tedeschi che ognuno aveva la sua mansione. Prima chi faceva il buco, poi chi le portava e chi le innescava e chi le chiudeva. E saranno state una ventina di soldati con un ufficiale dietro. Facevano un buco con la pala e poi le sotterravano. Ce n'era fino al fondo del paese 4 file, ce n'era 4.000. Andavamo a pescare, bastava non entrare dentro al campo minato. E di notte noi si andava, ma fino a giorno non si poteva venire a riva. E sulla spiaggia era tutto liscio, poi hanno messo tutti i palletti con il reticolato, con i cartelli scritto Atom Mine. E dopo il 25 aprile noi pescatori abbiamo tolto tutte le mine di qua fino ad Almolo per poter andare a pescare. Eravamo in 4-5 con le misure, le abbiamo tolte tutte. La finale era piena di tedeschi e fascisti, brigate nere, muti. Alla piaggia c'erano i tedeschi, fascisti, che non potevano, vedevano malvolentieri la caduta del fascismo. Mio papà era caporeparto in piaggia. Da parte di mio padre lo chiamano la Stalingrado, perché la cabina di mio padre era il centro del reclutamento per i partigiani su in montagna. Quando sono andato in montagna, che si trattava di scegliere, io ho scelto una persona di cui avevo la massima fiducia. Era Manlio, era il nome. È stato lui che mi ha portato su in montagna. Ci sono stati degli arresti, ne hanno arrestati tanti, anche durante gli scioperi dell'aprile del 44, per cui hanno mandato tanta gente in Germania, qualcuno è ritornato, pochissimi, che si contano sulla punta delle dita. Tuttora sono ancora, qualcuno è ancora vivo. Alla sera alle 10 il coprifuoco e nella notte sono venuti i carabinieri a arrestare me e gli altri. Chi ce l'ha dati i nomi? Perché a me mi hanno preso a mezzanotte. I nomi ce l'hanno dati l'Ansaldo, la Piaggio, quelli lì. Hanno fatto un convoglio di 780 o 870, non lo so. Arrivati i tedeschi, ci hanno imbrattata 5 per volta, caricati sui carri bestiame. Destinazione non si sapeva. Solo che quando siamo arrivati a Mauthausen c'era già qualche vecchio che c'era stato. Sono arrivati poi le SS, ci hanno messo in colonna e ci hanno portato a Mauthausen. Una volta entrato c'è scritto Arbeit sul portone, Arbeit my friend, che voleva dire il lavoro ti renderà simile. Però una volta varcato il soglio, entrate dentro che si chiude il portone,
Di là c'è scritto: crematorio, salirai per questo fumo. Pensare a casa, si pensava, ma è inutile stare lì a pensare, poi piangere, piangere. Non ci pensava, salute, con la speranza che domani, capisci? Domani finisce, domani. Ma adesso che siamo arrivati abbiamo detto è andata bene così, perché domani eravamo 30.000 a morire. Durante la guerra la produzione venne delocalizzata anche all'interno di queste grotte sotterranee che potevano ospitare sia le macchine sia gli operai in caso di bombardamento. In realtà la Piaggio non venne bombardata pesantemente e la produzione poté continuare anche per l'esercito tedesco. Sì, a me piace, sicuramente piace stare nella natura, mi piace farlo in vari modi, mi piace andare sott'acqua, ma mi piace girare con la mia bicicletta per questi posti dove abitiamo, un territorio dove ci sono falesi, i castelli, i sentieri, l'entroterra meraviglioso che ci troviamo, i boschi stessi che sono una meraviglia. Quando mi trovo a attraversarli, magari con la mountain bike, io non sono un gran ciclista, ma non c'è nulla di più bello che fermarsi in un bosco quando si segue un sentiero con la bicicletta. Il paesaggio come si vede con la bicicletta non lo si vede con nessun altro mezzo. Dopo tanta attesa, ecco, vedere un progresso così significativo raggiunto in 3 mesi dall'avvio dei lavori, direi che fa correre con la mente e con il cuore davvero all'anno prossimo, al 2013, quando lo vedremo vivo, e quindi direi che è una bella emozione e anche un po' di sana preoccupazione, perché siamo partiti col piede giusto, però dobbiamo riuscire ad accompagnarlo per mano come un bambino che cresce rapidamente fino al traguardo del completamento del cantiere e ancora di più del trasferimento di tutte le attività produttive di Finale Ligure. La realizzazione di uno stabilimento di queste caratteristiche è sicuramente molto impegnativo, e considerando tutti gli oneri che sono collegati all'operazione per avere lo stabilimento pronto, operativo, e quindi l'appuntamento che abbiamo nel 2013, parliamo di un impegno nell'intorno del 100 milioni di euro, che è un passo molto importante, e non solo per un'azienda di taglio medio piccolo come Piaggio. Vivere il cantiere con questa attività che possiamo dire veramente febbrile di avanzamento dà la miglior risposta alla domanda: ma il futuro di Piaggio? Ecco, è un futuro solido che si basa su sviluppo prodotti e su un insediamento industriale estremamente significativo. Crediamo davvero che questa possa essere, non con parole, ma nei fatti, la risposta più credibile che possiamo dare.
situazione dell'industria aeronautica nazionale alla fine della Seconda Guerra Mondiale rispecchia l'immagine di un paese in macerie morali e materiali. L'intero settore nel 1945 contava a malapena 5.000 addetti. Nel 1949 l'adesione dell'Italia alla NATO consentì il superamento del blocco produttivo imposto dai paesi vincitori della guerra e di risollevare il mercato aeronautico. In tale contesto la Piaggio riuscì a produrre dei modelli di sicuro successo, come il P148 e il P149, degli addestratori che verranno esportati anche in Germania. Ma l'aereo simbolo di questa rinascita è sicuramente il Piaggio P136, un anfibio che sarà commercializzato anche negli Stati Uniti. Il turismo ogni giorno di più mette le ali. Con 2 aerei Piaggio ripetiamo dall'alto la classica gita in riviera. Anche dal cielo i panorami si gustano meglio guidando da sé la propria macchina. Cambiamento a vista. Le liquide pianure del mare si sono cambiate in quella solida di un aeroporto. Il galleggiante guarda in giù, non sa più dove posarsi, ma l'apparecchio a terra. Aveva anche le ruote. Su questo anfibio Carina Negrone si è conquistata il primato mondiale di volo senza scalo. Una mutua fedeltà si è ormai stabilita tra l'aviatrice e questo aereo. A bordo c'è anche la cuginetta terrestre dell'anfibio. L'ideale del turismo è l'indipendenza. Con questo sistema combinato ali e scooter, dal cielo si arriva direttamente a casa. Come un plotone d'onore, tutta una schiera di apparecchi a cui si sta facendo toletta. Vanno ad imbarcarsi per l'America, il paese a cui piace il bel canto di queste eliche italiane. Quando il 136 compì il record del mondo di durata, che atterrò a Luxor con un volo solo, 13 ore di volo, pilotato da 2 gentili signore, Carina Negroni e Ada Marchelli, questo aereo venne conosciuto nel mondo e fu acquistato, oltre che da Onassis, che era la persona più nota, anche da Re Farouk, anche da Livanos, anche da Niarchos, Lord Derby, Inghilterra, soprattutto la Tracker di Milwaukee negli Stati Uniti ne acquistò 40 velivoli e 10 in pezzi di ricambio, che voleva dire 50, e la Piaggio assunse, dopo questa commessa di lavoro, 800 dipendenti che erano stati licenziati nel 1943. La banda rompe e streppa, rompi e strepita, orgoglio di finale e al gran completo. Brignin, Giancarlo, Paulon, Zighello, Corrado. I giovani cercavano di entrare alla Piaggio e pertanto anch'io ho presentato la domanda e subito entro 24 ore ho avuto la conferma di entrare ed è stato subito un giubilo di speranza anche per il mio avvenire. La cosa che subito appena sono entrato mi aveva colpito che le persone più anziane, cioè gli operai, che non ti insegnavano niente. Erano, se c'era da pigliare un utensile, qualche cosa, erano piuttosto restii a dare l'utensile che dovevi fare un certo lavoro. Per niente, una volta alla settimana ognuno andava nelle forge a farsi questi utensili. L'operaio Paolon si alza qualche ora più tardi e va alla fabbrica. E per andare alla fabbrica fa il giro più lungo, cioè scende alla spiaggia. È una boccata d'aria. Il padre di Paolon e suo nonno erano marinai. Lui invece lavora in cima al paese, rinchiuso in una fabbrica d'aeroplani. Ogni mattina la solita domanda: come va la pesca? Quando posso venire a pescare con voi? Quando ti pare, dice il vecchio. Sono almeno 10 anni che non vengo qua. Oggi mi sento a casa in un certo senso, perché o bene o male ci ho passato 30 anni qua dentro e quindi quando vengo mi fa sempre piacere ritrovare i miei amici, ritrovare anche il posto, il luogo dove ho vissuto. Un po' di, come diciamo in Liguria, un po' di magone mi viene. Questi motori me li ricordo come se fosse ieri, cioè le potrei dire i numeri dei bulloni, potrei dire come funziona qualunque accessorio del motore. Oggi è la fine di un'epoca,
Quello che voi state vedendo era lo spaccio della Piaggio, uno spaccio che era stato aperto nel 1974 per venire incontro alle esigenze degli operai e dei lavoratori della Piaggio. Se ripenso a come poi lo spaccio era partito, non con questi scaffali che stiamo montando adesso, smontando, ma con quei famosi scaffali Olivetti grigi, da magazzino proprio, ed era partito così. E mi ricordo l'emozione di delle mogli, delle madri che venivano a comprare e la loro meraviglia nel trovare i prodotti a questi prezzi così bassi rispetto all'esterno. I primi anni funzionava bene, poi quando ha cominciato a venire la Coop e poi ha cominciato altre ditte, allora piano piano io non so se ci sono ancora i grafici su, però si vede sempre ogni anno la linea discendente, perché aprivano sempre supermercati e qua la gente veniva sempre meno. È una situazione diversa, no, quella che viviamo, perché anche il discorso stesso di come sono cambiate le cose all'interno dell'azienda, come me la ricordo io, era un'azienda a conduzione familiare, no? E io mi ricordo che facevamo le famose ribotte, le feste di Natale, queste cose qua, cioè tu entravi qua dentro, vedevi dei tavoloni, avevamo il forno, i fornetti che i vecchi se lo tramandavano da uno all'altro, che guai se ci facevi un pezzo di lavorazione dentro, ecco. Perché lì ci si faceva al coniglio, arrosto, e c'erano queste cose qua che adesso non ci sono più. Io sono nel reparto dove ho vissuto, come le ripeto, per 30 anni, però mi sembra un altro posto, cioè quando c'ero io c'era proprio una vivacità nel reparto, cioè, c'erano 20-30 motori, fra motori che si smontano, motori che si rimontano, motori riparati, da riparare. Adesso entrando qua dentro mi sembra di entrare in un deserto. Purtroppo va via la Piaggio di qua, e per me, non solo per me, questo vale, ripeto, un po' come lo sport, vale per tutti i cittadini di Finale. Per noi, quando mancherà la sirena, quando mancherà questi operai che transitavano lungo l'Aurelia, una volta era un fiume di biciclette che andava e ritornava al lavoro, adesso sono macchine, moto. Al posto della Piaggio, di questi capannoni, avremo un nuovo quartiere di Finale, sperando, questo lo dico un po' polemicamente, che non diventi un quartiere dormitorio. A noi mi interessava prima o poi, io avevo 13 anni, prima o poi di fare un aeroplano progettato da me. Era un momento in cui non c'era molto lavoro per l'ufficio tecnico a Finale Ligure, quindi allora ero già direttore tecnico. Queste persone le faccio lavorare su questo progetto. Qualcosa deve essere arrivato agli orecchi del dottor Piaggio, ma non ho mai detto niente. Però a un certo momento che si fa? O si smette o ci sarà l'approvazione della società. Allora io dissi, ho bisogno di un incontro per presentargli un nuovo progetto. Ma un nuovo progetto non ci sarà, come suo padre. Dove si trova i soldi per farlo, ma poi che progetto è? Ho detto, ma il progetto consiste in un successore del P166. Allora, quel modello aerodinamico in mano, andai in sala di riunioni a Genova dal dottor Piaggio, misi il modello in mezzo al tavolo e lui mi disse, questo che cos'è? Ho detto, non sembra, ma è un aeroplano. Quindi siamo lasciati dicendo, ci penso un po'. Ho detto, ma io vorrei sapere, continua ad andare avanti perché sto impiegando il lavoro di un numero sempre maggiore di persone, che va bene che noi ci hanno poco da fare in questo momento, ma questo, no, dice, vada avanti. Un aereo che certamente è stato il culmine di tutta una serie di progettazioni, di tutta una serie di conoscenze della direzione tecnica, e è tuttora, dopo 30-40 anni, un aereo che
a vederlo è veramente bello. Il P180 ha 4.000 ore di ricerca alla Galleria del Vento e 2.000 ore di ricerca computazionale, pari ad un cacciatornado, per fare un esempio. Gli aerei della stessa categoria facevano 500 ore di ricerca alla Galleria. Lo sviluppo poi del primo prototipo e quindi dell'industrializzazione del P180 è stato fatto in accordo con la Gates. La Gates è una società americana che costruiva Executive e che era allora forte nel mercato americano, aveva quindi un nome, ha visto il progetto, lo ha veramente apprezzato e quindi ha deciso di andare in sinergia con noi per la costruzione dei prototipi. Toglimi una curiosità, quante persone ci vogliono per montare tutto il P180? 120 persone ci vogliono, tutti i reparti, fino a quando va in linea volo. E a livello invece di tempo ci vogliono parecchi mesi? Un 4 mesi. Fra le varie possibilità, la più interessante era quello di fare delle prove alla galleria transonica della Boeing. Le cose si facevano lunghe, nessuno decideva niente, la Boeing dice beh, o venite voi o io affitto la galleria ad altri, insomma, no? Qui andare giù a parlare con i vari direttori della Boeing e a un certo punto dissi va bene, andiamo avanti, cioè, allora si prende l'impegno di assegnare a noi. Io ho detto sì, senz'altro glielo firmai. Era un impegno su 1,5 miliardi. Quando al dottor Piaggio è arrivata la lettera di intenti con la mia firma dalla parte della Boeing, e lui non so come l'ha presa lì per lì. Comunque mi chiamò il direttore generale, l'ingegnere Barnato, e davanti a una riunione speciale che gli chiesero ma come ho osato prendere un impegno che non gli compete? Dice no, l'impegno l'ho preso io, non è mica vero. È vero che ogni finestrino del P180 è diverso l'uno dall'altro? Sì, è una caratteristica del P180 per l'avviamento che hanno, e è l'unico al mondo. Lavoravamo all'aeroporto di Genova già da parecchio tempo, era il mese d'agosto, c'era nessuno, erano tutti in ferie, compreso il dottor Piaggio. E allora col pilota, che ha avuto il grande merito dal mio punto di vista di avere il coraggio di montare su questo aeroplano e di pilotarlo per la prima volta, comandante Traini, comunque eravamo lì in pochi. E Traini mi disse, ma a questo punto che si fa? Si riporta tutto in hangar? E io dissi, Traini, chi ci monta sopra è lei. Ma un saltino, mica un volo. Ma perlomeno per vedere se stacca le ruote a terra, sempre rimanendo sulla pista, perché sarebbe stato anche illegale fare un volo senza l'autorizzazione del RAI, di tutti i ministeri. Invece correre sulla pista, no, nessuno diceva niente, sono prove di rollaggio. Lui arrivò alla velocità di rotazione, lo tirò su, lo alzò poche decine di metri, percorse quanto poteva pur di rientrare nella pista, di riatterrare sulla stessa pista durante lo stesso volo. E da quando si alzò e volò bene, Traini fu entusiasta e dice guarda, hai fatto tutto quello che si era previsto. Io ho avuto l'onore di effettuare insieme al comandante Currado il primo volo del secondo prototipo del P180 e col comandante Currado facemmo anche degli accompagnamenti al prototipo del P180 e ebbi la gioia di vedere per la prima volta il 180 che saliva ad alta quota e che lasciava le scie naturalmente di condensazione come veramente un jet.
Quindi io la prima cosa che feci, appena messo l'aereo nell'hangar, telefonai a Piaggio che era in vacanze in Svizzera. Bisogna dire cosa è successo. Io pensavo a un disastro. No, per chiamarlo mentre mangiava in vacanza, no? E guarda, abbiamo fatto un piccolo voletto col P180. E dopo non vola, insomma, volevo solo dirgli quello. Consegnato oggi pomeriggio allo stabilimento Rinaldo Piaggio un aereo, il P180 turboelica, per i collegamenti dell'aeronautica militare italiana. Avevamo bisogno di un velivolo a corto raggio, un velivolo chiamiamolo a carattere regionale. Di collegamento, vista la configurazione geografica dell'Italia. Abbiamo visto che il P180 rispondeva molto bene a questo requisito. È una grossa iniezione di fiducia e una grossa soddisfazione, perché per poter vendere sui mercati all'estero, anche istituzionali, dove abbiamo dei contatti molto interessanti, è praticamente impossibile avere credibilità se non abbiamo delle affermazioni in casa. Nicolà, c'è da fare? Di fuori qua, e riprenderli tutti e anche di traverso. Però una cosa veloce, Durante il lavoro il mio pensiero certo principale è quello di fare un ottimo lavoro, di rimanere concentrato, perché pur sempre si tratta di un aereo che trasporta persone, quindi la serietà prima di tutto, però viene anche normale e spontaneo, essendo appunto un musicista, che magari dando un colpo di martello oppure sentendo dei rumori particolari mi viene fuori in mente una ritmica che potrei fare anche con la batteria, quindi le due cose si collegano anche, diciamo, il lavoro con la mia prima passione. Il primo interesse che mi viene in mente quando suona la sirena è la batteria, è il mio strumento musicale, è la mia passione più grande che ho. Per me la batteria è tutto, perché è uno strumento di sfogo che durante la giornata magari uno accumula del nervosismo. Io quando mi siedo su quel dannato sgabello con due bacchette in mano mi si chiude un mondo e mi si riapre un altro, il mondo che piace a me. Siamo un gruppo molto casinista perché facciamo un genere che si chiama pop punk rock e ci ispiriamo alle più grandi band americane come possono essere i Blink-182, i Green Day, i Sum 41 e via dicendo. Quindi non sono gruppi molto calmi o tranquilli, ecco, anzi tutt'altro.
Ancora ore di attesa per gli operai della Piaggio Aeronautica, alle prese con lo spettro del fallimento dell'azienda a causa di debiti per 20 miliardi. La crisi della Piaggio ha origine, diciamo così, dall'aver voluto scommettere e poi peraltro esserci riusciti di progettare un velivolo da solo e costruirlo per invadere il mercato americano. Questo si mischia insieme con la volontà di razionalizzare. Piaggio perde i patronati politici che aveva e quindi, diciamo così, viene estromesso da quelle che si definiscono le compensazioni. Piaggio contesa è divisa tra Finmeccanica e banche e in mezzo ci sono gli operai. Più che la paura c'è un sentimento di orgoglio ferito. Cioè c'è qualcheduno che ci vuole rubare la nostra intelligenza, il nostro sapere, il nostro aver progettato un velivolo se lo vuole prendere. E questa cosa è il patto che viene rotto. I lavoratori della Piaggio Aeronautica questa mattina hanno occupato lo stabilimento di Finale Ligure, la situazione si fa sempre più pesante. Ci hanno costretto, credetemi, non volevamo, abbiamo fatto di tutto per non arrivarci. La reazione nostra è sempre ragionata, molto dura, manifestazioni sempre molto partecipate, molto riuscite, però contemporaneamente, intanto che si fa sciopero, che si occupa l'azienda, alcuni lavoratori continuano a lavorare, perché noi ci siamo dati da subito l'idea che dovevamo manifestare la nostra rabbia, ma non dovevamo dar pretesti a nessuno, noi dovevamo comunque garantire che la produzione andasse avanti, che non fosse strumentalizzato. Capiamoci, non è che la nostra strategia fosse solo quella, diciamo così, di continuare a garantire il lavoro e basta. Il nostro problema era anche quello di farci vedere all'esterno. Siamo stufi, adesso non ne possiamo più, è da 4 anni che ce la menano. Adesso è venuto il momento che se gli altri vogliono giocare sporco, giochiamo sporco anche noi. È evidente in momenti di tensione come questo che un'azione scatena una reazione. È cercato di farsi largo, è ancora circondata dai manifestanti, ha sparatinare un colpo così di pistola, ma senza colpire nessuno, fortunatamente. Non si preoccupi maresciallo, glielo porto io in caserma, non glielo do con una mia verbalizzazione del fatto, per rispetto a lei ma per rispetto a me stesso e alla mia testimonianza. Io glielo porto con una mia... Non siamo dei delinquenti, non siamo dei delinquenti. L'iniziativa sindacale dei lavoratori della Piaggio è purtroppo diventata anche una vicenda giudiziaria, con numerosi avvisi di garanzia che si sono trasformati quasi tutti in rinvii a giudizio. Gli avvisi di garanzia cominciarono ad arrivare quando si iniziò ad alzare il tiro nelle manifestazioni. Magari c'era che sottovalutava un po' questa cosa, no? Infatti nelle assemblee si diceva ma perché appena sono arrivati i primi avvisi di garanzia, ma perché non ci denunciamo tutti, no? Ma no, ma è meglio, allora c'era chi la pensava un modo, chi la pensava l'altra. Sinceramente a me quando poi mi è arrivato l'avviso di garanzia beccato addirittura sulla ferrovia, che se non ricordo male erano 3 milioni di lire al minuto la fermata della ferrovia, quindi avevamo un conto a dir poco importante, no? La situazione è veramente drammatica, anche soprattutto per quanto riguarda anche gli stipendi. Sono 3 mesi che non ci vengono pagati gli stipendi, abbiamo dei grossi problemi. È iniziato l'anno scolastico, sappiamo quanto costano i libri, sappiamo quanto costa la scuola. Noi questo lo dicevamo già nell'agosto quando abbiamo occupato la fabbrica. Noi siamo costretti a non mandare i figli a mandare i figli a scuola senza libri. Mi ricordo però questi operai che credevano nel loro lavoro e nella loro fabbrica. Quando qualcuno dice l'operaio massa, ecco lì non c'era l'operaio massa, c'erano operai che ragionavano sulle loro prospettive e domandavano di essere attori dei risultati. Di qui dentro ti posso dire che quelli che eravamo a lavorare tutti pensavamo che non sapeva come andava a finire, perché era una situazione... ti dico, c'era dentro una ditta che faceva l'inventario, noi lavoravamo e dentro c'era una società che non so bene, di Milano mi sembra, con dei ragazzi che contavano tutti i pezzi in tutti i reparti, cosa c'era. E lì noi questa è l'anticamera della chiusura. Tra gli operai, da mesi senza stipendio, lo sconforto è grande. Vogliamo morire con dignità, tutto lì. Poi ci fu la volontà degli operai che disse il P180 deve volare e una lunga discussione sul fatto che il governo
dette una commessa di 10 aerei. Avendo in produzione il velivolo, logicamente sei più appetibile che prima, hai da presentarti sul mercato in maniera migliore e cominciano a delinearsi varie richieste da parte del mercato. Alla fine restarono in lizza solo 2 cordate, una di noi dirigenti, Piaggio, avevamo costituito una società chiamata ALA, dall'altra parte c'era la società Tushav, che era una società, diciamo così, fatta in Turchia, però con vari rappresentanti di più paesi, tanto che poi il capo cordata era un venezuelano, l'ingegnere Di Mase, che è tuttora presente in azienda, e avevano come uomo di riferimento, uomo bandiera, se mi passa il termine, l'ingegnere Piero Ferrari della Ferrari automobilistica. Dopo quei 7 anni di crisi, quel pomeriggio di luglio che è arrivata la notizia della soluzione, ero così contenta, non avevo altro da fare che uscire dalla fabbrica così come ero vestita, andare in mare. Mi sono buttato, ho fatto un bagno memorabile. La grossa differenza tra ALA e Tushav alla fine fu che Tushav, basandosi sulla possibilità di prendere i T-53 dell'esercito turco, avrebbe potuto fare piena occupazione, quindi non solo garantire il posto di lavoro a tutti quelli che erano in azienda, ma anche a coloro che erano ancora in cassa integrazione. È chiaro che questo ha portato il sindacato e i politici ad appoggiare la soluzione Tushav, perché inevitabilmente, potendo fare tutta l'occupazione, era da scegliere questo, anche se io dall'altra parte non posso riconvenire che allora era la cosa giusta da fare. E purtroppo però a lato pratico, una volta che l'azienda fu data, fu venduta è una parola un po' grossa, perché in realtà l'ha preso da 0 lire, e in realtà poi questi motori la Piaggio non li vide mai. E all'inizio ci fu comunque la piena occupazione, perché è chiaro che loro lo avevano scritto nell'accordo, però poi con l'andare del tempo la mancanza di questi motori ha causato tutta una serie di problematiche per cui ci fu comunque un esubero di personale, poi risolto con prepensionamenti, mobilità, casse integrazioni, che hanno portato poi alla situazione di oggi. Per essere sincero, noi abbiamo contemplato la possibilità di incominciare da zero una nuova fabbrica e avremmo perso il know-how che c'era qui. Persone che per generazioni, figli di persone che avevano lavorato e che sapevano geneticamente, sapevano come fare aeroplano. È perciò che abbiamo preso questa sfida, vedendo come possiamo capitalizzare su queste risorse umane e come sempre, vedendo oggi questa realtà, si vede che è anacronica. Una fabbrica non può funzionare in questo medio ambiente. Era ovvio che bisognava fare una nuova fabbrica, però ci dovevamo portare il capitale umano. Qui siamo nel locale adiacente alla Galleria del Vento della Piaggio. La Galleria del Vento della Piaggio fu costruita alla fine degli anni 20, fu un desiderio dell'ingegner Pegna, che era il direttore tecnico della Piaggio, che aveva un vero pallino per l'aerodinamica. Allora lui voleva studiare in Galleria del Vento la forma dei suoi aeroplani per ottimizzarla, per misurare, diciamo, le caratteristiche aerodinamiche e per vedere se erano stabili e tutte queste cose. Sono venuto qua con i miei ragazzi, che sono una terza architettura, per farli vedere queste costruzioni che hanno una storia, che hanno una tecnologia con cui sono state realizzate, che spazia un po' dalle origini in tutto il Novecento. Guardando, diciamo, il progetto di quello che dovrebbe essere realizzato qua, si vede che viene demolito praticamente tutto. È un peccato se tutte queste cose venissero cancellate dalla memoria, ma non solo dalla memoria di finale, ma io direi anche dalla memoria nazionale. Guardando questi disegni, come faccio a dire ai miei ragazzi che tutto quello che hanno visto oggi verrà distrutto?
Io credo che non tocchi al singolo, né all'imprenditore né alle imprese, giudicare se è giusto o non è giusto edificare in una certa area. Il singolo può benissimo desiderare di farlo, però esistono delle regole. Queste regole sono intanto i piani di fabbricazione dei singoli comuni, le norme a livello regionale, ma soprattutto il codice dei beni culturali e le norme a livello nazionale. E dalla congiunzione di queste varie norme che risulta la legalità o meno di qualsivoglia costruzione, ricordandosi che il principio è molto chiaro ed è un principio che non ha inventato la nostra Costituzione, ma in Italia c'è dal Medioevo in qua, e cioè è il principio della pubblica utilità e del bene comune. Non è facile abbandonare una realtà industriale come la Piaggio, che per tanti anni è stata Finale e che ha caratterizzato Finale, e non è facile capire cos'è la cosa migliore da fare in quell'area lì. Ci stiamo provando, ma è un rischio. Che cosa succede quando una fabbrica storica si deve spostare per una qualsiasi ragione e va altrove, liberando le aree storicamente destinate alla produzione industriale? Cominciamo dalla legalità. La legalità ha una regola in Italia. Tutto ciò che è più antico di 70 anni, qualsiasi edificio più antico di 70 anni, presuntivamente va conservato. E per distruggerlo va seguito una certa prassi. Questo non vuol dire che non si può distruggere nulla, perché a volte ci sono degli edifici che hanno più di 70 anni che meritano di essere distrutti. Ma nel caso di un edificio di produzione industriale bisogna considerare, prima di distruggerlo, il contesto in cui è nato, la storia di quell'industria, il suo innestarsi in una storia locale, il suo far parte della storia sociale, politica, culturale del luogo, e partendo da questo considerare prima della distruzione qualche opzione alternativa. Per esempio, come nel caso della fabbrica Piaggio di Pontedera, che in parte è ancora attiva ma con una produzione ridotta, una parte degli edifici sono dedicati oggi a un museo aziendale e ad attività culturali che vanno da mostre d'arte a conferenze e performance musicali. Credo che questo sia un buon esempio, anche perché porta il marchio Piaggio. Ogni volta che vengo in quello che era un inizio di cantiere un anno e mezzo fa, che oggi è uno stabilimento quasi completato, provo una fortissima emozione. Piaggio Aero ha deciso consapevolmente di giocare il proprio futuro su un investimento vitale per l'azienda, che è questo stabilimento. L'abbiamo deciso in un momento di grandissima crisi internazionale e in particolare del settore industriale nel quale operiamo, che è quello della cosiddetta aviazione d'affari. Oggi di affari se ne fanno molto poco e quindi questa aviazione ne soffre. È una scelta che però abbiamo preso consapevolmente, perché solo uno stabilimento nuovo e moderno avrebbe consentito di realizzarci in maniera efficiente da un punto di vista industriale i nuovi programmi che costituiscono il futuro per lo sviluppo dell'azienda. Il pattugliatore rappresenta sicuramente il futuro, è il prodotto che ha consentito a Piaggio di avere il consolidamento della fiducia degli azionisti. È una macchina che avrà sicuramente un ruolo importante nello scenario europeo, perché è l'unico prodotto che è in fase di sviluppo avanzato in Europa e che può essere disponibile per paesi che hanno esigenze di pattugliamento, e i fatti recenti sul bacino del Mediterraneo dimostrano in modo drammatico
quanto macchine che siano costo efficaci e quindi competitive dal punto di vista dei costi, ma capaci da un punto di vista operativo, abbiano un ruolo essenziale. Oggi non ci sono prodotti europei che possano assicurare questa capacità a tutti i paesi che, come l'Italia, e l'Italia prima di altri, hanno questa esigenza. Con le soluzioni su cui stiamo lavorando, e siamo in fase di sperimentazione e quindi non siamo sulla tavola da disegno o sui computer, Piaggio potrà dare una risposta europea a queste esigenze. Questo stabilimento non sarà l'ultimo, ma è senz'altro tra i pochissimi che rappresentano investimenti industriali significativi in un paese che dà l'impressione di non voler fare più industria. Noi vogliamo continuare a fare industria restando in Italia, siamo un'azienda italiana con azionisti internazionali e questo è un punto di forza. Sicuramente abbiamo attraversato e non siamo ancora usciti assolutamente da una fase di mercato ricca di difficoltà. È uno stabilimento nuovo, moderno, pensato per far lavorare bene le persone che lo abiteranno, ed è uno stabilimento che oggi è silente, ma se potesse parlare ci direbbe soltanto che ha soltanto un desiderio, che è quello di vedersi popolare presto di impianti, di macchine e soprattutto di persone che possano venire qui a fare quello che è il loro obiettivo come persone che insieme fanno un'azienda, cioè quello di lavorare insieme per portare risultati.